Il presidente provinciale dell'Associazione Costruttori Carmelo Salamone torna a denunciare come l'attuale sistema degli appalti crei disparità tra le aziende e ne riduca la trasparenza. In un paese con pesi e più misure è ormai scontato che ci siano aziende che possono correre e altre che siano a rischio di chiusura e non per propria responsabilità. Interviene così il presidente dell'ANCE Carmelo Salamone dopo la pubblicazione nei giorni scorsi dei dati che riguardano le percentuali di ribasso nelle procedure pubbliche. Dati sicuramente incoraggianti, dice Salamone, ma che purtroppo non ritraggono la situazione nella propria complessità. La media è stata realizzata senza distinguere tra le varie tipologie di gara e quindi quei numeri così positivi perdono di valore quando andiamo a guardarli nel dettaglio. Per Carmelo Salamone, ad esempio, nelle procedure negoziate e con inviti inserite con il recente decreto legge semplificazioni, i ribassi probabilmente in media si assestano intorno al 20%, proprio perché la partecipazione è limitata a un numero di aziende ristretto che vengono scelte dalle singole amministrazioni appaltanti, contravvenendo a parere dell'associazione di categoria alle più semplici regole di mercato. Nelle gare aperte, continua Salamone, si svolgono con la procedura del massimo ribasso, le percentuali superano invece il 30%, con un sistema che spinge le aziende a inseguire il prezzo più basso, riducendo i margini di profitto e spesso rendendo anche più complesso realizzare effettivamente l'opera appaltata. Come ANCE, continua Salamone, abbiamo sempre manifestato la nostra contrarietà a questa disparità e ci chiediamo perché si continui a perseguire sempre questa strada, perché la politica non sostiene un percorso di effettiva democratizzazione, perché continuare a fare orecchie da mercante, a chi conviene questo sistema? Salamone quindi chiede che si torni a una procedura unica, cioè a quella del massimo ribasso con il metodo che era stato previsto nella legge regionale 16 sugli appalti, un testo che venne poi impugnato dalla Corte Costituzionale per questioni di competenza, sebbene i giudici non ne contestarono i contenuti, che era semmai chiaramente improntati a scongiurare i rischi di turbativa delle gare. Il presidente dell'ANCE evidenzia come, nonostante il governo nazionale abbia approvato il decreto ristori per l'aumento dei costi delle materie nel campo dell'edilizia, per il primo semestre 2021 a oggi non sia stato ancora liquidato un solo euro e non vi sia nemmeno alcuna certezza sulle somme relative al secondo semestre 21. Chi fa impresa, conclude Salamone, non può attendere i tempi della politica. A noi viene chiesto di essere celeri, veloci, rispettare i contratti e le scadenze, ma chi è chiamato a decidere per tutti non ha stranamente gli stessi oneri. Le imprese per anni hanno sopportato il costo occulto di una politica che non sa tenere il passo del paese. Oggi quel tempo è finito.